C'è voluta una seduta a fiume durata tutta la notte all'Ars per arrivare all'approvazione di bilancio e finanziaria. Già da lunedì sarà possibile la discussione in aula dei vari articoli. Il testo del bilancio esitato dalla Commissione ha mantenuto sostanzialmente invariato il progetto presentato dal Governo. Una manovra che doveva consentire il recupero di una cifra pari a 750 milioni di euro solo nel 2012, a causa della compartecipazione sanitaria e soprattutto per le minori entrate dovute all'introduzione dell'IMU. Gli interventi di maggior peso riguardano la riduzione dei fondi di riserva per un totale di circa 280 milioni e il ricorso ai fondi FAS per ripianare parte della spesa sanitaria per una cifra che sfiora i 350 milioni di euro. E semaforo verde alla proroga dei precari storici della Regione, coloro cioè per i quali era saltata la stabilizzazione dopo l'impugnativa del Commissario dello Stato di alcune norme della legge sul personale approvata dall'Ars nel dicembre scorso. Rimane tra le spese in più previste in bilancio quella riguardante i forestali, per i quali si spenderanno circa 74 milioni di euro. Tagli previsti invece per i teatri, circa il 10% in meno rispetto ai fondi previsti lo scorso anno, e ridimensionamento anche per gli enti locali, puntando soprattutto alle emergenze legate ad esempio ai disabili e ai trasporti. Rimangono poi i tagli alle spese per il personale regionale, circa 44 milioni di euro. È rimasto sostanzialmente in piedi, ha commentato il presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona, l'impianto del progetto di manovra presentato dall'assessore Gaetano Armao. Savona ha anche evidenziato che si tratta di un bilancio basato sul rigore economico. Le risorse oggi, ha concluso Savona, anche a fronte delle manovre nazionali, erano davvero esigue. Nonostante ciò siamo comunque riusciti a prevedere interventi importanti, come la proroga dei precari storici della Regione e l'utilizzo delle riserve per i comuni. Entro le 18 di domani, venerdì, potranno essere presentati gli emendamenti dei parlamentari. Solo a questo punto si potrà passare alla discussione e all'approvazione, evitando un'ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio.